A che punto siamo? Siamo come prima, peggio di prima, tant'è vero che mi pare giovedì o venerdì i 4 passaggi a livello su 5 si sono bloccati per 25 minuti. È un vero Far West, è una vita invivibile e rispetto a tutto ciò sono scaduti anche i 90 giorni utili per avere il cosiddetto cronoprogramma dopo la firma del protocollo. Perché questo? Perché tanti sperano che questo cronoprogramma sia talmente miracoloso da poter portarci alla soluzione dei passaggi a livello e ai cosiddetti grandi lavori sul nodo di Udine. Quindi siamo già in ritardo su questo fronte e a questo riguardo, proprio per sollecitare la Regione, tutto il contesto, il mondo politico e amministrativo, abbiamo pensato di organizzare il Comitato Mansi, Verdi Europa e il Movimento 5 Stelle la marcia pacifica su Trieste. È lì che si decide, è lì che si danno le carte, è lì che si danno anche i soldi. Dico l'ultima cosa che fa un po' che stride, si parla di risorse. Ebbene, la linea Cividale-Udine ha ricevuto 52 milioni di euro. La domanda che si fanno i cittadini, forse si vede che a Cividale ci sono politici e consiglieri talmente bravi da far arrivare una montagna di risorse che a Udine non arrivano. Anche per questa ragione ci mobiliteremo in primavera per andare a Trieste.